Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera. Il buon seme, i buoni frutti. Allora ci troviamo nella spezieria del Real Sella, dove anche qui si sta andando, come si dice, in chiusura, ma più in delizia, qua, come vedo, anzi in letizia, come direbbe qualcuno. Allora è stata una bella fiera dei Santi, vi abbiamo visto impegnati su entrambi i fronti, sia in casa madre sia in trasferta, no? È stata una bella esperienza, abbiamo condiviso bei momenti con i nostri capi, diciamo, della spezieria e il nostro chiosco. Ci siamo molto divertiti, certo. E anche la gente, penso. Senti, a naso quanti ettolitri di birra sono andati fuori? Ma speriamo più di 10, più di 20, più di 30. 27 ettolitri. 27, mi correggono. Sì. Era dei tempi delle montane dello Stella che non si vedeva scorrere così. Direi un buon risultato, allora, grazie. Avete vinto il campionato, dai. Certo, grazie. Certo. Invece sei presidente, vicepresidente o operatore? Vice operatore. Senti, allora quest'anno ti sei trasferito di là, però ogni tanto venivi a controllare di qua. So che il Buie e non solo, ma anche Agnul e gli altri ti hanno ben instradato, e come l'ETR 300, il famoso Settebello, hai portato allegria, hai portato i tuoi amici qua a compiere un bel gesto e soprattutto a far capire che i giovani ancora possono dare rispetto ai vecchi, no? Sì, bisogna puntare sui giovani, perché alla fine i giovani attirano i giovani fanno festa, e più giovani si attirano e maggiore gente abbiamo. Infatti abbiamo avuto un successo in quest'anno e speriamo di anche l'anno prossimo. State già lavorando per il 2023? Certo, abbiamo già iniziato a programmare, certo, pian piano anche per l'anno prossimo. E la squadra sarà riconfermata? Sì, con te allenatore, no? Sì, allenatori, vice, portaborracce, tutti. Applicherete un 3-4-3? Sì. E allora come dobbiamo chiudere? Con il famoso inno, no? Real, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Bravi!